Una buona serata, ben ritrovati, benvenuti nello studio di TV7 Match per questa puntata di venerdì 28 gennaio. Una puntata come sempre divisa tra storia e attualità e Ermanno, questa sera la parte storica riguarderà quello che è stato definito un mattatoio, il mattatoio balcanico. Di che cosa parliamo? Dunque, allora noi partiamo sempre dalla ricorrenza della Shoah, ma a questa ricorrenza noi portiamo avanti delle altre ricorrenze che spesso vengono dimenticate. E oggi parliamo appunto delle foibe, e tutta la strage che c'è stata durante la guerra nell'area balcanica. È stata una tragedia unica al mondo che spesso non si ricorda mai, si sottovaluta e quando emerge in forma polemica. E invece bisogna pensare che queste persone, la maggior parte di queste, erano persone innocenti che vengono coinvolte in stragi progettate e premeditate dai fautori della guerra e da quelli naturalmente che hanno partecipato. E allora bisogna andare a capire qual è stato il meccanismo di quell'epoca che ha portato a questa strage. Ed è giusto parlare cercare di dare un equilibrio a questo periodo storico, capire quali sono state le radici di questo conflitto e capire come si è risolto e poi che cosa ha effettivamente portato questo conflitto che coinvolge non tanto i militari, quanto invece la popolazione civile. La maggior parte delle vittime sono popolazioni civili che non avevano nulla a che fare con il conflitto. E ne approfittano perché i Balcani naturalmente è una popolazione divisa, multietnica e quindi si fa presto a fomentare uno contro l'altro e sarà il meccanismo che metteranno in piedi gli italiani, quindi il Benito Mussolini, successivamente il Duce, ma anche Churchill, perché chiaramente ha creato un esercito che andava contro quello che erano state le invasioni dei Balcani da parte dei nazi fascisti. E questa è la storia che vorremmo percorrere oggi, cercando di dare un tono il più storico possibile. Ecco. E allora abbiamo con noi delle persone molto importanti che ci aiuteranno a capire meglio qual è stata questa tragedia e cosa è servita, quanto fosse inutile e quanta gente è morta. Parliamo di milioni di persone. Diciamo che proporzionalmente al numero degli abitanti, i Balcani, la Grecia, l'Albania, eccetera, ha avuto proporzionalmente meno vittime che in tutto il resto d'Europa. Certo, e allora presentiamo gli ospiti che ci accompagnano in questa parte della trasmissione. Saluto in studio il professor Patrizio Zanella. Buonasera professor Zanella. Buonasera e grazie, spettatori di TV7. Grazie di essere con noi, è un giornalista, docente di storia. Abbiamo in collegamento il professor Leonardo Raito. Buonasera professor Raito. Buonasera a tutti, saluto gli ospiti in studio e i telespettatori. Grazie anche a lei, docente di storia contemporanea all'Università di Padova. E sempre in collegamento abbiamo il professor Andrea Rossi. Buonasera professor Rossi, grazie di essere con noi. Buonasera a voi, buonasera in studio e a tutti i telespettatori. Certo, ricercatore di storia militare all'Università di Ferrara, e in studio saluto anche il professor Marco Chinaglia. Buonasera professor Chinaglia, grazie anche a lei, è uno storico, è un docente di storia. Ecco, insomma, insieme a voi cercheremo di ricostruire questa pagina drammatica, indubbiamente, che dal 41 al 47 ha interessato l'area dei Balcani con vari protagonisti, Ermanno, perché non c'è qualcuno, diciamo, che ha una prevalenza. Allora, bisogna partire dal concetto: chi ha iniziato questo conflitto? Perché se no non si capisce l'iter. Chiaramente le stragi sono venute da ambedue le parti e ambedue hanno usato lo stesso sistema, cioè quello di sacrificare i civili, perché i militari in qualche maniera riuscivano a sopravvivere. Allora vorremmo capire quel periodo storico e abbiamo cercato di inquadrarlo
Nel primo contributo, le foibe, intitolato Le foibe del Carso, ma diciamo che sono i prodromi di quello che saranno le foibe successivamente. Tutto comincia con il primo conflitto mondiale, al termine del quale non vengono rispettati gli accordi di Londra che comprendevano l'annessione di parte della Dalmazia veneziana all'Italia. Questo portò alla folle strategia di Mussolini di allevarsi in Italia ante Pavelić e creare la banda degli Ustascia per metterli contro i regnanti jugoslavi. Mentre Hitler, dopo Dunkerque, prepara l'attacco all'Unione Sovietica, Mussolini, approfittando delle sorti della Seconda Guerra Mondiale, avvia un'invasione che fa precedere dall'attentato di Alessandro II, re di Jugoslavia, e quindi, senza dichiarare guerra, procede contro i paesi dell'Est, dando inizio alla grande catastrofe di cui parleremo ora. In quella che doveva essere la guerra lampo, così come aveva già fatto Hitler, Mussolini perde su tutti i fronti e l'intervento di Hitler ribalta la sconfitta in vittoria e dà l'avvio alla creazione del nuovo Stato di Croazia, al cui al vertice viene posto Ante Pavelić, il pupazzo criminale costruito e addestrato e finanziato da Mussolini con la benedizione dei francescani e con quella successiva del nuovo Papa, Pio XII. Nel 1941, a capo della nuova Croazia, in qualità di monarca, viene nominato re Aimone di Savoia-Aosta, duca di Spoleto. All'atto della nomina viene rintracciato in un bordello di bassa lega, ma per timore di rappresaglie non assumerà mai l'investitura offertagli. Ma Pavelić, da nuovo capo di Stato, vuole di più. Da fervente credente vuole l'imprimatur della Santa Romana Chiesa e quella personale di Pio XII, così da dare inizio all'ultima eroica grande crociata da lui personalmente guidata e con l'essenziale aiuto del primate di Croazia Eloise Stepinac, nonché sostenuta dall'ordine francescano, i cui priori saranno a capo dei vari campi di sterminio dei serbo-ortodossi, ebrei e zingari. Questi Ustascia o Crizzari, in nome della croce e di Dio, danno inizio alle foibe, la scorciatoia per far sparire il residuo dei genocidi. Il ciclo di sterminio è avviato da Mussolini, che in una lettera al generale Mario Roatta si lagna dicendo «si ammazza troppo poco». Roatta fu criminale fascista, condannato e riparato in Spagna presso Franco, ma poi assolto. Quel ciclo, iniziato con Pavelić, si concluse con le terribili vendette dei vincitori, Tito in testa, che inoltre voleva annettere alla futura Jugoslavia Trieste e Gorizia, già ormai da 25 anni facenti parte del Regno d'Italia. Churchill, che ha finanziato e armato Tito, come dai patti sottoscritti col dittatore, pretende la restaurazione della monarchia jugoslava, ma ne resterà deluso. Tito non cede e ci vorranno 50 anni perché i Balcani iniziano a trovare il loro assestamento geopolitico, che ancora non si è consolidato. Ecco, vediamo che ancora adesso questa situazione drammatica prosegue in quello che è stato la catastrofe dei Balcani della fine del secolo scorso, ma ancora adesso non c'è pacificazione, né etica né religiosa. Professor Zanella, ci vuole approfondire il meccanismo che ha innescato questo conflitto nei Balcani, nella Jugoslavia? Come il filmato ha provato a riassumere una storia che è un mosaico di varianti e di complessità incredibili, tutto parte dalla Prima Guerra Mondiale, se vogliamo circoscriverlo, quando con il patto di Londra si promette all'Italia di avere quei territori, quando con la pace di Versailles viene creata la Jugoslavia creando già dei forti dissapori, quando queste potenze vincitrici sono animate dal concetto di nazione, questo concetto politico che trova la sua origine nell'Ottocento e fa salire sempre di più la voglia di una identità che si concentra attorno a un'identità culturale di popolo, dove quindi le minoranze e gli irredentismi affiorano continuamente. E di conseguenza, quando in ogni territorio dei Balcani si
scatena una violenza, è una guerra di tutti contro tutti. Non si può fare un torto all'uno o all'altro, ma troviamo cetnici, slavi, croati, italiani, tedeschi, sloveni. In questi 20, 30 anni, 40 anni che vanno dalla prima guerra mondiale alla seconda, noi assistiamo a una recrudescenza di violenza per identificarsi in un territorio e a ondate alterne. Noi assistiamo prima gli italiani con quel che si chiama il fascismo di confine, che cercherà il più possibile di domare, proprio il termine purtroppo è brutale, ma è proprio questa la prospettiva che ha il fascismo di confine, di domare queste popolazioni. Non riuscendovi, non fa altro che innescare dinamiche di una violenza che, quando gli Ustascia oppure i partigiani titini prendono sempre più possesso del territorio alla fine della seconda guerra mondiale, scateneranno un'ulteriore violenza indiscriminata verso italiani, ma verso anche croati. Nel contempo c'era stata la parentesi della grande Croazia di Ante Pavelic, come abbiamo testé visto e ricordato. Comunque, ecco, è un mosaico difficile da districare, ma quello che è brutto è che i semi di questa violenza sono ancora presenti e abbiamo visto che si sono ripercossi addirittura fino agli anni 90 e c'è da temere che non siano ancora del tutto estinti. Certo, perché ci sono memorie di sacrifici di famiglie sparite, di figli rimasti. Professor Raito, ci vuole descrivere cosa è stata la formazione della Croazia in quell'epoca, perché come Stato non esisteva, e qual è stata, diciamo, la strategia di Mussolini nel mettere insieme uno Stato che tecnicamente era diviso, però, diciamo, interessava da un punto di vista geopolitico. Dobbiamo dire intanto che stiamo parlando di una costruzione artificiale di uno Stato che, come bene è stato sottolineato, non esisteva sulla carta, non aveva una storia, non aveva una tradizione neanche nel contesto dei Balcani. Mussolini attuò praticamente una strategia di giocare sempre le nazionalità le une contro le altre. Così è successo in Istria, così è successo nel resto dei Balcani, che sono stati controllati dagli italiani nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. Non possiamo dimenticare il modo violento con cui avviene la costruzione di questo Stato, un modo violento che ha previsto anche, come è stato sottolineato nella fase iniziale del servizio, delle violenze brutali nei confronti delle componenti slave che si opponevano a questo disegno di costruzione di una grande Croazia, che si basava presumibilmente in primis su un ordine e nazionale e anche, se vogliamo, culturale e religioso, come giustamente è stato sottolineato. La interrompo un attimo, perché la componente, diciamo, la Croazia poi aveva due etnie principali, poi ne aveva molte altre più piccole, cioè gli slavi e naturalmente i cosiddetti croati, e poi c'erano gli sloveni. Ancora prima della Prima Guerra Mondiale c'era un conflitto tra queste popolazioni. Sono sempre state popolazioni che hanno, diciamo, delle matrici culturali fortemente diverse e divisive. Non è un caso che ancora oggi, insomma, gli sloveni siano probabilmente tra le popolazioni slave quelle più filo-europee, mentre i croati sicuramente, pur guardando all'Europa con interesse, vivono sicuramente il contesto balcanico come il loro contesto madre, il contesto, diciamo, di casa naturale. Quindi sicuramente c'erano delle frazioni e c'erano delle forti fratture in quel contesto lì. Mussolini ritenne che avere un alleato nell'area balcanica potesse in qualche modo dargli la possibilità di mantenere quell'idea di estensione del controllo italiano sull'area adriatica, però il risultato fu il risultato che abbiamo visto, un risultato drammatico di conflitti civili latenti che poi
esplosero in tutta la loro violenza, e fa molto piacere sottolineare che il servizio che è stato lanciato pone un primo accento e un punto fermo, cioè che le foibe non sono esclusivamente un fenomeno fatto ai danni degli italiani. Questa è la ricostruzione purtroppo che una certa, diciamo, lettura pubblica di quello che è stato il fenomeno vuole dare, ma che è molto parziale rispetto alla drammaticità di quegli eventi che si calano perfettamente nel contesto della Seconda Guerra Mondiale. Sì, però già sotto l'impero asburgico c'è una sorta di aggressione di alcune popolazioni nei confronti degli sloveni prima, ma anche dei serbi. Ma è un'aggressione di tipo religioso. Lo stesso imperatore d'Austria aveva difficoltà a gestire questa cosa, pur cercando di tenere unite, perché la Serbia era un protettorato dell'impero, però non riesce perché sotto sotto c'è una guerra continua di tipo religioso, i cristiani romani e i cristiani ortodossi, che poi ricordiamo i cristiani ortodossi hanno una origine molto più antica dei cristiani romani, perché chi ha aggregato l'etnia, la popolazione cristiana fu Costantino, che diede l'imprimatur a una organizzazione cristiana che poi faceva parte anche dello Stato. Ricordiamo che Costantino inventa il credo, Costantino aggiunge a quelle che sono le tradizioni cristiane ebraiche, aggiunge lo schiaffo e quindi la cresima dei cristiani, cioè sono tutte tradizioni che vengono messe insieme, raccolte, ma nascono a Costantinopoli. Il cristianesimo non perseguitato è quello di Costantino, è lì che si aggregano tutti e Costantino sceglie le varie etnie. Ma questa cosa finisce anche nel 1941 in Croazia e prima ancora c'erano scontri, ma per l'imperatore i serbi erano fondamentali perché riuscivano a tenere testa all'invasione dei turchi e avevano una grossa importanza e sapevano coltivare la terra ed erano molto preparati, diciamo, ed erano essenziali per l'impero. Però non andavo d'accordo, diciamo, con qualche altro che invece sobillava. Questi non sono i veri cristiani e quindi vanno perseguitati. Quindi c'era già della ruggine antica in questo senso e poi successivamente con Ante Pavelić la cosa scoppierà. Ma ora chiedo al professor Rossi, se me lo inquadrate, se questa creazione di questo Stato ha un fondamento anche religioso e se il comportamento di Pavelić, che diventerà poi il capo della popolazione croata, è improntato a una fede religiosa e da qui il conflitto e le persecuzioni. Ma allora, la cosa che con l'occhio di oggi ci può apparire assurda è che quando parliamo dello Stato indipendente di Croazia, parliamo di Croazia e della Bosnia-Herzegovina. Sì. Quindi era uno Stato che per, opprimere quella che era la minoranza serba all'interno dello pseudo Parlamento creato da Pavelić, ospitava non solamente i cristiani cattolici più ferventi, ma ospitava la minoranza musulmana. Pavelić arruolò negli Ustascia non soltanto i cattolici, quelli più ferventi, ma ci sono delle foto di Pavelić quando andava in visita a Sarajevo dove si fa fotografare con il fez turco. Sì. Quindi è una cosa di un'assurdità e di
francamente diventa perfino sconcertante. Se uno pensa che uno dei motivi, diciamo, di gloria che aveva il Regno di Serbia era proprio quello di essere stato quello che si era sacrificato per evitare che l'invasione ottomana arrivasse fino in Europa occidentale. La Croazia, nel momento della sua investitura nello stato fantoccio di Pavelić, per iniziare la persecuzione dei serbi, si appoggia ai musulmani bosniaci. Cioè abbiamo un'alleanza totalmente incredibile e folle fra Ustascia, croati cattolici, e fra SS bosniache di religione musulmana, che furono addestrate e inquadrate direttamente nell'SS di Himmler per sopprimere da un lato i partigiani titini e dall'altro la minoranza serba. Quindi a vederlo con l'occhio di oggi appare davvero uno scenario da incubo, una cosa che con l'occhio di adesso ci pare assolutamente incomprensibile. Questo è visto ovviamente con l'occhio di oggi. Peraltro sono incredibilmente le stesse alleanze che si ripresentarono nelle guerre civili croate del 91, perché nella prima fase delle guerre civili all'interno della ex Jugoslavia abbiamo di nuovo l'alleanza fra musulmani bosniaci e cattolici croati, che poi successivamente viene ribaltata, ma si ripresenta di nuovo questo schema. Pavelić diceva che i musulmani bosniaci in realtà erano croati di sangue, sì, che è addirittura un principio che va al di là delle religioni. Lui riteneva che i musulmani bosniaci erano di sangue croato, cioè una cosa che andava perfino al di là di quelle che erano le credenze del nazismo, cioè del sangue nazista, ecco. Certo, ma diciamo che Pavelić usava, diciamo, la tecnica il nemico del mio nemico è mio amico, certo. E quindi mettere in piedi anche una divisione solo di musulmani, e questi faranno naturalmente il loro mestiere in quanto contrari, ma non sono contrari ai cristiani, sono contrari ai cristiani ortodossi, che esatto, sono quelli che hanno fatto muro dell'invasione da parte poi dell'impero ottomano, e quindi hanno sempre salvato quello che è stato l'impero asburgico, ma di questo non gli è da merito. Ma poi abbiamo un'altra figura, professor Chinaglia, abbiamo la figura del cardinale Stepinac, e abbiamo delle figure dei sacerdoti e di frati francescani che in questa operazione di etnica, diciamo di soppressione etnica di altri cristiani, perché diciamo che i cristiani ortodossi arrivano quasi, si va sempre un pochettino a spanne, per difetto a 800.000 morti sacrificati da cristiani romani, perché gli Ustascia erano cristiani e portavano la croce e avevano fatto giuramento. Prego, professore. Beh, questo dimostra come la storia, appunto, come giustamente anche i colleghi che saluto hanno appena citato, che è una storia veramente di lungo periodo. Non dimentichiamo che, a proposito, siamo proprio il giorno successivo alla giornata della memoria, che una delle gravissime colpe degli Ustascia, oltre che questa guerra fratricida tra cristiani, sarà anche di essere uno dei regimi collaborazionisti più fortemente antisemiti nel quadro europeo della seconda guerra mondiale e della Shoah. Ed è una storia che risale alle crociate, perché se noi vogliamo citare i primi casi di pogrom, di massacri di ebrei, questo in quella famosa crociata dei pezzenti che accompagna la prima spedizione regolare, siamo nel 1095, accadono proprio in quei territori. Quindi è una questione questa che si sedimenta nei secoli e che si alimenta anche di una cosa, si citava nel servizio Roatta, ma poi sicuramente su questo torneremo, su anche una, come dire, una matrice propagandistica che fortemente metteva assieme
l'Occidente contro l'Oriente, no? La barbarie slava contro invece ad esempio il tema della venezianità, che è un altro diciamo dei punti che vengono messi come elemento collante contro invece questo nemico, insomma, che si crea e che si costruisce. Beh, evidentemente la Chiesa Cattolica, giustamente prima si richiamava forse un passaggio che viene sempre poco sottolineato di questa storia, aveva anche un problema. Il problema era stato ovviamente il passaggio risorgimentale, un passaggio, prima si parlava di redentismo, no? Che vede in quelle terre, pensiamo solo a una figura come Nazario Sauro, insomma un grande punto di riferimento, ma che nel momento in cui Roma viene evidentemente conquistata con la breccia di Porta Pia e diventa capitale del nuovo Stato, trova su quella sponda dell'Adriatico tutta una serie di operazioni volute anche indubbiamente dall'impero asburgico, di un tentativo di evidentemente contrapposizione rispetto anche a un'Italia che aveva effettivamente cancellato il potere del papare, cioè quell'operazione che poi Mussolini farà di mettere negli istituti di credito, nei maestri delle scuole dei villaggi, nei sacerdoti, tutti i romani avrebbero detto homines novi, cioè personaggi di provata fede fascista italiana, che saranno poi i primi a finire nelle foibe italiane, perché non erano tutti fascisti come ovvio e come logico. Lo vedremo più avanti, sì. Però io le ho chiesto quale peso ebbe la Chiesa romana, Pio XII, il cardinale Stepinac e i frati francescani. Indubbiamente la Chiesa romana, proprio per quanto era accaduto, ripeto, con le vicende risorgimentali, alimenta rispetto alla componente croata questa dimensione appunto di un rapporto fortemente contrapposto tra le due componenti, quella ortodossa che storicamente da secoli si trovava in quella zona e quella appunto che si rifà a un cattolicesimo tradizionale, sicuramente che strizzava l'occhio forse non all'antisemitismo hitleriano in senso lato, ma comunque si rifaceva alla dottrina tradizionale dell'antigiudaismo, comunque a quest'idea che la popolazione ebraica dovesse essere scontare in eterno, no, il fatto di avere portato alla crocifissione. E questo bisogna dire che ci sono numerosi interventi del pontefice in questi anni che ribadiscono questa visione, questo antigiudaismo tradizionale, sul quale evidentemente Pavelić faleva come elemento trainante della... Stepinac. E Pavelić ovviamente come elemento politico. Hanno due funzioni. Allora, funzione di cardinale, quindi di capo della Chiesa cristiana in Croazia, e l'altro è invece una figura politica, però si affiancano. E che funzione hanno questi capi dei conventi francescani che diventeranno che cosa? Se posso rispondere io un attimo al problema? Sì. Allora, il punto è secondo me molto semplice. Quando si dice di Roatta, mi si permetta, Roatta c'è uno studio di un professore inglese che si chiama James Bergwin, che si chiama L'impero dell'Adriatico. Restiamo sul tema funzione. Di Stepinac, glielo dico subito. Secondo gli osservatori esterni, il problema non era tanto il vescovo di Zagabria. Il problema è che c'erano degli ordini religiosi che erano totalmente incontrollabili. Questa è la verità. Dicevo di Roatta per un motivo, perché c'erano i rapporti che arrivavano a Roatta dove i nostri soldati della Slovenia e della Dalmazia e del Montenegro dicevano: qua incontriamo dei sacerdoti francescani che ci dicono il nostro primo compito è ammazzare tutti gli ortodossi. E lo dicono da gente che ha i nostri cappellani cattolici. Appunto, stiamo parlando di un problema enorme vittime fra cattolici. No, sì. Quindi c'è una funzione e costruiscono dei campi di sterminio. Chi comanda questi campi di sterminio sono i francescani.
ovviamente croati. È un problema enorme, assolutamente. E di questo dobbiamo parlare. Poi Roatta lo prenderemo un po' più avanti, vediamo cosa ha combinato Roatta. Prego. Sì, proprio squisitamente sul piano religioso. Non dobbiamo dimenticare che la Croazia è espressione di uno Stato, come è stato sottolineato Fantoccio, satellite di altre due dittature, quella tedesca e quella italiana. La Croazia si identifica come il grande regno di Croazia all'interno appunto del cattolicesimo, che allora è una visione di espansione. La religione cristiana cattolica di quei territori si identifica anche con un futuro roseo di pulizia anche al proprio interno, e gli ortodossi erano considerati da convertire. La strategia che segue Pavelić sul piano religioso, d'accordo appunto con la Chiesa, sono di tre tipi. Gli ortodossi avevano tre possibilità: o si convertivano ai cattolici, o emigravano, o venivano eliminati. Questo è lo scenario proprio sul piano religioso. Però c'erano dei Sì, questo, diciamo... I comandanti, attenzione, ecco, ci sono una ventina di campi di concentramento, di cui una decina vedono al comando appunto dei religiosi, dei francescani. Alcuni sono così efferrati, sembrano benissimo a far concorrenza agli aguzzini nazisti, come ferocia, come uccisione, come mattanza. Alcuni saranno addirittura diciamo sconfessati dalla Chiesa per la brutalità delle violenze che compiono, non ricordo i nomi, ma non dobbiamo dimenticare che Pavelić si rifaceva nella sua ideologia di espansione del regno croato a un altro ideologo, Starčević, Ante Starčević, che aveva indottrinato per bene il futuro della Croazia anche all'insegna di una fortissima identità religiosa, e pregavano, attenzione, pregavano in questo modo i croati: gloria a Dio, gratitudine a Hitler e al suo figlio Pavelić. Questo era l'incipit delle preghiere che facevano. Con questa forte ideologia, con uno spirito ancora di conquista e di sottomissione, i serbi avranno la peggio. Giustamente sono stati ricordati 750.000, 800.000 serbi, fra l'altro attenzione con che virulenza si divertivano, perché alle ferite cospargevano il sale per farli soffrire ancora di più i serbi, e da non dimenticare 50.000 ebrei, quelli che hanno potuto raccattare, e 26.000 zingari. Quindi è uno stato che si macchia, quello croato, delle nefandezze pari a quelle dei nazisti. Allora, Ante Pavelić va al potere nel 1941. Nel 1942 viene ospitato da Pio XII, ma attenzione, la prima strage che fa Ante Pavelić e gli Ustascia avviene dopo una settimana dalla presa del potere da parte, naturalmente, consegnata dai nazisti e dai fascisti, e quindi lui parte subito a cominciare a fare una strage, e fa strage di decine di paesi, di villaggi che erano abitati naturalmente da sempre da cristiani ortodossi e serbi ortodossi, no? Ecco, questa è l'operazione. Ma nessuno, un anno dopo, grazie all'intervento di Stepinac, che conosce perfettamente queste cose, che parla positivamente e abbraccia Ante Pavelić, no? E sono d'accordo sulla linea politica della strage, li porta, lo fa ospitare in Vaticano, prima troverà Vittorio Emanuele III, poi incontrerà Papa Pacelli, che si congratula perché un sacco di ortodossi si sono convertiti al cristianesimo. Allora, cosa ne... Cioè, io sto pensando alle vittime, che colpa avevano quelle vittime? Cioè non c'era neanche un motivo politico, giusto? Professor Rossi, c'era un motivo politico oppure questa è l'ennesima crociata? Perché l'abbiamo visto una cosa di questo genere pochi anni prima in Africa, no? Nella nostra guerra di imperiale,
il massacro dei cristiani copti, motivo per cui abbiamo il nostro, come si chiama? Patrick Zaki si sta battendo. Noi abbiamo fatto una carneficina di cristiani copti che il Pio XI diceva loro sono più cristiani e hanno una cristianità più antica di noi, e li difendeva. E però naturalmente è andata in quella direzione. Allora, diciamo, a distanza di 5-6 anni abbiamo esattamente la stessa cosa. Quello che succedeva in Africa succede in Croazia, sotto la benedizione di chi? Professor Rossi. Ma allora mi lasci dire, mi permetta, la cosa è più complicata. Certamente, ci spieghi meglio lei. Non è esattamente così, perché in realtà c'era un'ulteriore sovrapposizione che ancora non è stata detta, che è quella della crociata antibolscevica. Questa è la verità. Mentre quando Tito comincia a reclutare nell'estate del 41, inizia a reclutare sulla base di quello che era l'esercito dei Cetnici, e i Cetnici erano l'esercito del re di Serbia in esilio. Quindi c'è un'ulteriore frattura ideologica che è quella della crociata antibolscevica. C'è un corpo di spedizione croato che va in Russia a fare la spedizione in Russia esattamente come abbiamo fatto noi. Quindi c'è un'ulteriore sovrapposizione, c'è la guerra al bolscevismo, quindi non è solamente una guerra di conversione religiosa rispetto agli ortodossi. E mi si lasci dire un'altra cosa, qua non se ne è parlato, ma fra i grandi invasori della Serbia e delle spoglie della ex Jugoslavia ci sono degli altri ortodossi, perché c'è il regno di Bulgaria che si prende dentro la Macedonia, d'accordo con noi italiani. Quindi in realtà la frattura è ancora più complessa. Gli ungheresi si prendono l'altra metà della Jugoslavia, e gli ungheresi anche loro hanno un regime filofascista, il cui reggente è l'ammiraglio Horthy, anche lui grande ammiratore e stimatore di Mussolini. Quindi di chi dobbiamo andare a cercare le responsabilità? In realtà ognuno ne ha un pezzo di responsabilità. Certamente c'erano i francescani croati che erano totalmente fuori controllo, ma su questo ci sono anche prove di quello che erano i nunzi apostolici che lo dicono, che i francescani come ordine in Croazia sono totalmente fuori controllo per quello che riguarda le persecuzioni. Sul resto ci sono diversi scontri. La benedizione diretta di Pio XII. Pio XII in realtà benedice tutti quelli, ortodossi o non ortodossi, che combattono contro il bolscevismo. Quindi certo, è una sovrapposizione di culture. A quell'epoca no. Chi riuscirà a trainare gli ortodossi verso la Chiesa è Giovanni XXIII con il Vaticano II, e dice abbassiamo, ma il Vaticano II nasce da questo conflitto, perché quel Vaticano II doveva mettere un coperchio sul disastro che era stato fatto durante la Seconda Guerra Mondiale, e la Seconda Guerra Mondiale non va vista da una parte o dall'altra, va vista nel suo complesso. Allora abbiamo un fenomeno che è quello che abbiamo detto. Lei ha aggiunto delle altre situazioni, è vero, e sono importanti per capire l'assurdità della mente umana che non riesce a trovare limiti. E se poi voglio scatenare un popolo contro un altro, lo motivo, diciamo, a livello viscerale, in maniera tale che uno si scatena contro un altro e viene fuori un disastro. Con quale conclusione oggi? Se torniamo indietro, cos'è servita questa cosa? A nulla. È servita solo a fare vittime da una parte e dall'altra, creando delle motivazioni che non c'erano. Non c'erano motivazioni. Io non posso pensare che un cristiano così e un cristiano colà, che adora lo stesso Dio, la pensi e arrivi al punto di ammazzarsi da una parte e anche dall'altra. Perché poi c'è stata la riscossa e ne parleremo. Quindi io vorrei che questa trasmissione fosse del tutto indifferente dalle ideologie e dalle religioni. Questo è il fenomeno, lo vediamo, lo analizziamo e impariamo.
perché c'è sempre qualcuno che gioca sul cervello della gente, anche adesso. Allora, andiamo avanti sulla il secondo contributo, foibe, sistema di morte, così riusciamo a capire perché noi abbiamo molte vittime che sono state buttate nelle foibe, ma non solo in Slovenia, non solo in Croazia, ma anche in Italia. È il Bus della Lum, è un buco dove sono stati buttati dentro un sacco di persone, tra cui anche un sacerdote. Io ho seguito quella cosa perché conoscevo poi quello che in qualche maniera si è attivato per recuperare le salme, che sono state poi ributtate dentro, naturalmente dopo la guerra, e poi, a quel che mi risulta, è stato mandato una colata di cemento per chiudere qualsiasi possibilità di recupero. Questa è la storia che conosco io per averla vissuta e aver avuto contatto con i testimoni. Quindi le foibe sono state, diciamo, dei punti terribili di questo conflitto. Ma è vero che c'è stato anche un silenzio e ne parleremo di questo silenzio delle foibe perché è importante, ma vediamo anche le cause che le hanno create. Allora, il contributo numero 2. Croati, sloveni, italiani, serbi, tedeschi, civili, donne, bambini e anziani. Sono loro le vittime delle foibe. Il nuovo sistema stragista instaurato nei Balcani durante il secondo conflitto mondiale non ha risparmiato nessuno da ambo le parti del conflitto. Foibe intese come fosse comuni, dei buchi neri nel terreno carsico, atte a nascondere centinaia di migliaia di vittime di rappresaglie militari, assassini politici, ideologici o pulizia etnica legata alla razza e alla fede religiosa. In Italia, anche se con ingiustificato ritardo, si fa sempre riferimento agli eccidi compiuti dai partigiani jugoslavi in Istria, Dalmazia e Venezia Giulia nell'ultima fase della Seconda Guerra Mondiale e anche nell'immediato dopoguerra. Ma le foibe furono soprattutto un sistema inaugurato dai fascisti Ustascia per eliminare e nascondere migliaia di morti innocenti, vittime di una ideologia o di una fede. Quei morti oggi li vogliamo ricordare tutti, perché il ricordo dà dignità alle vittime ed è un insegnamento per le generazioni future. Ogni sterminio, ogni strage, ogni genocidio è una dimostrazione di quanto possa essere crudele e sadico l'uomo, soprattutto se unico incontrollato gestore del potere. Il dramma delle stragi e le conseguenti foibe si è consumato tra il 1941 e il 1947 in territorio istriano, giuliano, dalmata, ma anche sloveno e croato. A iniziare fu Ante Pavelić, creatura di Mussolini, dittatore nazifascista, salito al potere dello Stato fantoccio della Repubblica Indipendente di Croazia nell'aprile del 1941. Dopo il fallito attacco fascista sui Balcani, ribaltato dall'intervento nazista, Ante Pavelić, appoggiato dal Vaticano di Pio XII, mette in atto un piano prestabilito, obiettivo l'eliminazione fisica dei cristiani ortodossi per creare uno Stato puramente cristiano. È l'ultima tremenda crociata che farà la strage di oltre 1 milione di serbo-ortodossi. Qualora fossero stati poveri, in alternativa ci si poteva convertire diversamente, la sorte era comunque segnata. Così, deportati e segregati in campi di detenzione a centinaia di migliaia, vennero uccisi e gettati in fosse comuni. Quando una foiba si riempie con oltre 10.000 vittime, si sposta il campo e si inaugura una nuova foiba. A gruppi di 300 o 400 vengono sgozzati e gettati nel vuoto, oppure legati a catena e spinto il primo nel vuoto, gli altri seguiranno. Quella carneficina viene chiamata crociata, porterà all'eliminazione di 800.000 serbo-ortodossi in 4 anni, nel nome di una fede assassina. Anche il mare, come una foiba, servirà ai fascisti durante l'occupazione dei territori dell'Alto Adriatico. I fondali nascondono i morti dei campi di concentramento, come quello di Rab. Qui morirono sloveni, croati, zingari ed ebrei, famiglie intere, donne, anziani e bambini. Professor Zanella, noi stiamo ricordando le prime vittime.
Le prime vittime che vengono appunto da un'operazione nazista e fascista in quei campi e in quelle zone che volevano eliminare. C'erano due motivi che aveva, diciamo, pronosticato Mussolini. Uno, meno nativi ci sono sul posto, più italiani io porto lì, e naturalmente gli italiani erano totalmente fuori, non conoscevano la maggior parte questa tecnica di esportazione, di migrazione di italiani in Slovenia piuttosto che sulla costa dalmata, eccetera. E seconda cosa, più ne porto e più ne ammazzo, allora la popolazione, quel terreno diventerà sempre più italiano perché sarà proporzionalmente abitato da più etnie. Non solo, ma chi ha un nome slavo, io gli cambio anche il nome. Professore. Sì, sottolinea questo che dice, la brutalità in cui il fascismo tentò di snazionalizzare completamente quelle terre, quei popoli, imponendo solo l'italianità. Questo determina una spirale di violenza che già ha il suo periodo di occupazione negli anni '20, come abbiamo ricordato l'obbligo di parlare italiano, addirittura di celebrare le funzioni religiose in italiano quando sapevano solo capire lo sloveno o il croato. C'erano addirittura persone che andavano alla messa per vedere se il sacerdote predicava in italiano e non nella loro lingua. Insomma, c'è questa spirale di violenza che si accumula sempre di più fino all'inizio appunto della guerra. Poi c'è la parentesi tedesca, che tra l'altro viene accolta positivamente da sloveni e croati perché sono stanchi ed esausti di un'occupazione italiana che è fallimentare su tutti i fronti. Non riescono a integrare quelle milioni, quelle migliaia di persone che volevano assorbire nell'italianità. Questo è un fallimento della politica di espansione del fascismo in questi territori, perché se avesse usato una maggiore prudenza, una maggiore attenzione anche verso l'identità culturale, forse non avrebbe innescato una violenza che poi quando i titini tornano o prendono il sopravvento sprigionano con quella brutalità che sappiamo. Quindi la parentesi tedesca resta un'altra forma che sembrava lenire quello che avevano fatto gli italiani e invece si manifesta con altrettanta brutalità con il campo di concentramento della Risiera di San Sabba. Quando arrivano i titini, quindi quei 40 giorni del 45 per dire, lì abbiamo una specie di regolamento dei conti. Per l'Italia è la fine della guerra, per quei territori di confine invece è l'inizio di un'ulteriore tragedia che vede nelle foibe la massima espressione. Non dobbiamo dimenticare, chiudo perché la riflessione sarebbe molto più ampia, che in quei 10-15 anni che vanno dal 25 al 45 c'è l'Italia che vuole spostarsi sempre più a est, mentre ci sono gli slavi e i croati che vogliono invece fare l'opposizione, spostarsi sempre più invece ad ovest, e i Balcani sono questo teatro di guerra, di uccisioni, di genocidi indiscriminati che avvengono da tutte le parti. Certo, ma Tito applicherà lo stesso principio di Mussolini, cioè meno italiani ci sono sulla zona e più chiaramente è in grado di gestire il territorio e la popolazione, e vedremo poi come andrà a finire, perché la tecnica rimane sempre la stessa, non ci sono buoni e cattivi, c'è una guerra che non perdona nessuno. E allora vediamo il terzo contributo, la pulizia etnica di Mussolini. L'obiettivo di Benito Mussolini con l'occupazione della Jugoslavia, aveva detto, a 50.000 italiani. Sulla base di questa ideologia fu messa in atto su tutto il territorio occupato una vera e propria guerra etnica. Vittime perseguitate delle crudeltà fasciste, le popolazioni slave reagirono creando i primi gruppi partigiani. La reazione di difesa slava consentì a Mussolini di intervenire duramente. L'imperativo categorico del duce era: si ammazza troppo poco, come ammoniva nel
1942 il generale Mario Rabotti, comandante dell'11° Corpo d'Armata italiano in Slovenia e Croazia, e il suo diretto superiore Mario Roatta, che rincarava la dose, non dente perdente, diceva, ma testa perdente. Era la circolare 3C del generale Roatta che chiariva alle truppe italiane che bisognava eliminare non solo ogni resistenza, ma bisognava colpire anche la popolazione. Questa fu vittima inerme, responsabile solo di essere slava. Iniziò la distruzione solo in Slovenia, nella zona di Lubiana, di oltre 800 villaggi, rastrellamenti, deportazioni, fucilazioni e l'ordine di non fare prigionieri, certi che queste crudeltà sarebbero rimaste impunite. L'esercito razziava e, nella migliore delle ipotesi, facendo morire la gente di fame e di stenti, ma le stragi erano ancora troppo lente e così si passò all'uso delle foibe italiane o agli annegamenti in mare per ammazzare di più e più in fretta. Bastava essere slavo per essere sospettato. Civili o presunti partigiani venivano chiusi nelle case a cui veniva poi dato fuoco. Fucilazioni di civili e partigiani si affiancavano a deportazioni di massa. Saranno oltre 100.000 gli jugoslavi trasferiti nei campi di internamento italiani. Nel febbraio 1942 la città di Lubiana venne circondata con il filo spinato e poi razziata. La popolazione subì abusi e violenze. In 2 anni e mezzo di occupazione vennero fucilati circa 5.000 civili, 33.000 i deportati, pari al 10% degli abitanti della città. Il progetto di italianizzare i Balcani di Mussolini costò alla Jugoslavia la vita di ben oltre 1 milione di persone. Dopo l'armistizio italiano dell'8 settembre 1943, civili e militari italiani furono abbandonati a se stessi, la situazione si capovolse e molti militari, per salvarsi, si aggregarono all'esercito partigiano di Tito. Ciò non bastò e scattò la vendetta delle truppe partigiane di Tito. Iniziarono così i grandi rastrellamenti, le fucilazioni e il massacro degli italiani, civili e militari, nelle foibe. Migliaia di persone finirono tragicamente la loro vita nel fondo di una cavità carsica o in fosse comuni e dimenticate. Alla fine della guerra Albania, Grecia e Jugoslavia insistettero per processare i criminali italiani, ma le richieste furono sempre accantonate. Tutti si erano macchiati di crimini e nessuno poteva autoassolversi. Ci furono vari tentativi dell'Italia di denunciare il genocidio delle foibe, ma l'ambasciatore italiano alle Nazioni Unite dissuase il governo a farlo. Le Nazioni Unite avevano già stilato un lungo elenco di criminali di guerra italiani che solo per la Jugoslavia comprendeva 750 nomi tra generali, ufficiali dell'esercito, carabinieri, questori, camicie nere. Iniziò la guerra fredda e ogni forma di giustizia e di memoria fu cancellata, così nessuno pagò per le stragi e le violenze da ambo le parti e le vittime non ebbero nemmeno l'onore della memoria. La gloria venne decapitata dall'ideologia. Ora, dopo oltre 70 anni, è giusto fare uno sforzo per dare dignità ai caduti e ricostruire con chiarezza le tragiche vicende accadute, quale monito e insegnamento alle giovani generazioni che assistono oggi ad un cruento fenomeno migratorio. Ecco, abbiamo visto come diciamo, un'altra finestra di questo periodo, sicuramente tremenda, dove non si salva nessuno. E abbiamo un settore, diciamo, italiano che si comporta in una maniera e chiaramente un settore slavo o comunque balcanico che si comporta in un'altra maniera. Ecco, il professor Raito vuol fare un approfondimento, la necessità di questa guerra, ma soprattutto perché si arriva a questo punto, che senso ha, che senso aveva fare queste cose, che senso aveva, che valore aveva una vita umana a quell'epoca? Perché vediamo che sono milioni da una parte e dall'altra. Prego. La domanda è molto interessante, quindi l'approfondimento lo possiamo fare. Allora, vorrei intanto fare una premessa. Mi raccontava un amico che è un ricercatore storico che non ha mai visto un fondo archivistico crudo e duro come quello relativo alla controguerriglia italiana nei Balcani. Ciò sta a significare che la nostra presenza in quell'area di guerra è stata una presenza molto cruenta e molto dura e pertanto era impensabile non aspettarsi una risposta altrettanto dura da parte delle popolazioni slave che sono state occupate in quella fase, che avevano vissuto anche la stagione, e penso soprattutto all'Istria, del fascismo di confine, con la durezza che ha avuto, che prima il professor Zanella ha evidenziato anche nei suoi tratti, nella volontà di snazionalizzazione da parte del fascismo.
Qui ci troviamo, come è stato detto in precedenza, a saldare praticamente delle questioni etiche con delle questioni ideologiche, ma in questo caso anche una reazione contro quella che è stata l'occupazione militare dei Balcani. Un'occupazione di quella durezza, un'occupazione che ha portato a strage di popolazioni civili. Studiavo proprio nei giorni scorsi il caso di Podum, che è un piccolissimo paesino poco lontano da Fiume, dove furono massacrati tutti gli uomini a seguito di una rappresaglia perché c'era stato un attacco partigiano nei confronti di 2 militari italiani. Ma tutti questi episodi li viviamo in tutta l'area istriana, dalmata e chiaramente balcanica. Allora, se vogliamo venire al tema cruciale che giustamente è stato sottolineato, che è il tema delle foibe. Che cos'ha di tragico e brutale la foiba? Che la foiba è un buco nel terreno che di fatto nel momento in cui ci getti dentro una vittima, questa la cancelli completamente dalla faccia della terra, quindi la cancelli sia fisicamente sia in termini di memoria e di ricordo della persona. Infatti le foibe erano state utilizzate in una fase storica anche dai contadini del territorio per far sparire cose che non servivano più, carcasse di animali, vecchi mobili, rifiuti, quindi erano delle vere e proprie discariche all'interno del terreno in cui si facevano sparire le cose che non servivano, le cose inutili. Pensare che gli esseri umani vengono lanciati in queste foibe significa considerarli francamente delle cose inutili. Qui vengo alla prima domanda: che valore aveva la vita umana in quel contesto e in quel momento? E la vita umana nel contesto della Seconda Guerra Mondiale aveva veramente un significato estremamente limitato, sia per i militari, per chi faceva guerra, ma anche per chi si opponeva a quelle che erano le occupazioni. Perché stiamo parlando di una guerra totale, stiamo parlando di una guerra che coinvolse pienamente i civili all'interno di quelli che erano i conflitti militari e le violenze, e perché stiamo parlando di durezza che risponde a durezza. Quindi l'elevatissimo numero di morti è legato anche a questa cosa, a una risposta pesante a quella che era stata la durezza delle rappresaglie delle truppe d'occupazione balcaniche. Ci troviamo quindi a una fortissima escalation e di violenza e di numero di morti, che poi sarà difficile anche costruire una contabilità di quelli che sono stati effettivamente gli infoibati, perché come giustamente sottolineava anche il servizio, ci sono molte persone che sono morte nei campi, ci sono molte persone che sono morte gettate in mare e fatte annegare, quindi insomma ci troviamo di fronte veramente ad una fase durissima e storicamente molto dura. Fortunatamente, e qui vengo al tema della memoria, negli ultimi anni questa memoria si è in qualche modo recuperata e ha un senso soprattutto gli studi che hanno fatto importantissimi storici come Filippo Focardi, di recuperare l'idea che l'italiano non è stato un soldato più buono e più bravo rispetto al tedesco nel momento in cui andava ad occupare dei territori. Anche quelle che sono le memorie di chi ha combattuto in quella zona ricorda la durezza e la spietatezza che avevano nei confronti delle popolazioni civili, e soprattutto per quella frammentazione anche etnica che c'era tra le diverse componenti slave. Qualcuno raccontava: nello stesso villaggio avevi 2 case in cui la gente ti apriva e ti poteva dare da mangiare, nella terza ti sparavano dietro. Quindi insomma c'è anche da capire in qualche modo quella che è stata la difficoltà psicologica della truppa d'occupazione in un contesto del genere. Però le violenze furono scatenate senza dubbio, ed è stato giustamente sottolineato dal servizio, da quella che è stata la gravissima durezza delle truppe d'occupazione all'interno dei Balcani. Grazie. Allora, sempre su questo tono, sentiamo il contributo numero 4 e parliamo proprio, entriamo un po' nel dettaglio del generale Roatta, che era stato, dopo la guerra, era stato processato ed era stato condannato, ma stranamente poi viene assolto nella terza fase, diciamo, nel ricorso in Cassazione. E sarà motivo di discussione come mai questo generale, che si è comportato, e vedremo come e quali sono i capi d'accusa, nel 1947 diventa improvvisamente innocente. Allora, vediamo il contributo numero 4. Fra i tanti criminali di guerra, l'Italia nel 1945 ne conta oltre 900 ricercati per crimini e imputati in altrettanti processi. A salvarli sarà l'avvio della guerra fredda, che innesca un procedimento di salvataggio estremo dei criminali al fine di ottenere il consenso anche degli ex fascisti sconfitti e utili per le molte operazioni anticomuniste, Licio Gelli Docet.
Tra questi prendiamo come campione il generale Mario Roatta, che dopo la guerra venne processato con ben documentate accuse. Le imputazioni erano aver proceduto su ordine di Mussolini allo sterminio del popolo sloveno, essere il principale responsabile, nella sola provincia di Lubiana, della fucilazione di circa 1000 ostaggi, dell'uccisione proditoria di 8.000 civili, dell'incendio di 3.000 case, dell'internamento e decesso di 35.000 persone, della distruzione di 800 villaggi, della morte per fame nel campo di concentramento di Arbe di 4.500 persone. Aver infranto disposizioni della Convenzione internazionale dell'Aia relativa ai prigionieri, ai feriti e agli ospedali, aver disposto la fucilazione di partigiani fatti prigionieri e di ostaggi, aver internato intere famiglie ai villaggi e aver consegnato i civili in massa ai tribunali militari, aver disposto che anche i civili fossero ritenuti responsabili degli atti di sabotaggio commessi nelle vicinanze della loro abitazione e che per rappresaglia si potesse sequestrare il loro patrimonio, distruggere le loro case e procedere al loro internamento, aver disposto di consegnare ai tribunali militari i partigiani catturati feriti, le donne e gli uomini inferiori ai 18 anni e di fucilare sul posto tutti gli altri partigiani caduti prigionieri. Le responsabilità morali e oggettive imputate a Roatta dall'Italia furono l'aver messo a disposizione del regime uno strumento militare quale era il SIM, Servizio Informazioni Militare, sviandolo dai suoi compiti di istituto con la caccia ed eliminazione dei capi antifascisti, il non aver saputo affrontare con responsabilità e capacità di comando i difficili momenti che sono andati dal 25 luglio all'8 settembre 1943 con la mancata difesa di Roma. Il 4 marzo 1945, alla vigilia del giorno previsto per il deposito delle conclusioni della commissione d'inchiesta per le attività del SIM, Roatta evase dall'ospedale militare con la complicità del generale Taddeo Orlando, comandante generale dell'Arma già subalterno di Roatta in Croazia. Roatta raggiunse prima il Vaticano e poi con la moglie la Spagna, dove fu protetto dal governo di Francisco Franco. Immediata fu la reazione delle forze democratiche. Saragat scrisse che il suo silenzio è d'oro per molte persone, accusando gli ambienti dell'esercito di proteggere i fascisti. Il giorno successivo il generale Orlando fu destituito. Dopo la fuga, Roatta fu condannato all'ergastolo in primo grado, però al termine la sentenza fu annullata dalla Corte di Cassazione nel 1948, anche per salvare i tanti sopravvissuti criminali militari coinvolti. Ecco, professor Andrea Rossi, ci vuole approfondire il comportamento dei militari, parliamo solo della Slovenia, non parliamo poi di tutto il resto che è successo. Prego. In Slovenia ci siamo comportati da farabutti. Noi abbiamo un nomignolo sloveno che tradotto in italiano era i bruciacase. Questo era come eravamo conosciuti e come ci siamo fatti ben volere dagli sloveni. Quello che fa riflettere è il secondo personaggio di cui è stato parlato in questo servizio, cioè il generale Taddeo Orlando. Taddeo Orlando era nella lista dei criminali di guerra assieme a Mario Roatta perché era il comandante della divisione granatieri che insieme con le camicie nere in assoluto fu la divisione che in assoluto fucilò più persone, ostaggi, civili e partigiani in Slovenia. Il motivo per cui il generale Taddeo Orlando andò a finire come comandante dell'Arma dei Carabinieri e successivamente, prima che fosse dimissionato per la vicenda incredibile della fuga del generale Roatta prima del processo, è perché il generale Taddeo Orlando con i granatieri fu uno dei protagonisti della difesa di Roma contro i nazisti tra l'8 e il 12 di settembre del 43. Quindi qua siamo di fronte a dei paradossi, questa è la verità, perché al di là di tutto c'era un problema all'interno dell'Italia. Chi avrebbe giudicato chi? Perché la verità è che parte delle forze armate che erano minimamente presentabili
dal punto di vista degli alleati occidentali, in realtà si erano macchiate di crimini di guerra durante il nostro periodo di occupazione. Nel servizio precedente, se avete visto il filmato di Mussolini che guarda dal binocolo durante la campagna tra l'Albania e la Jugoslavia, quello che si vede alla sua sinistra è il maresciallo Messe. Il maresciallo Messe era il comandante del corpo di spedizioni italiane in Russia. Maresciallo Messe fu l'unico maresciallo italiano, insieme al maresciallo Cavallero, ad essere decorato con la croce di Cavaliere della Croce di Ferro. Bene, il generale Messe, che fu poi catturato con le truppe italiane in Africa dagli inglesi, venne rimesso da parte degli stessi inglesi a comandare il Regio Esercito del Regno del Sud. Quindi non era un cortocircuito che riguardava solamente Roatta, era un cortocircuito che riguardava tutto quanto il nostro esercito, tutte quante le forze armate. Cioè ci siamo trovati a scegliere, come dice il detto, che il migliore di quelli che c'erano era uno che aveva la rogna. Perché questa è la verità. Su quello si è ricostruito l'esercito e le forze armate del dopoguerra, perché la verità è che nel nostro esercito di figure, fra virgolette, presentabili, sostanzialmente se uno andasse a guardare i crimini di guerra non c'era nessuno. Questa è la verità. Per caso non è questo uno dei motivi per cui l'Italia non riesce a fare dei processi nei confronti, giustamente, dei titini piuttosto che più di tanto, mentre coi tedeschi lo possono fare in quanto erano alleati e quindi ambedue sono usciti fuori, no? Con gli altri era difficile pretendere, come poi invece durante la Repubblica, quando si crea la Repubblica, si chiede giustizia. Ma dall'altra parte dicono, se noi chiediamo giustizia e gli altri chiedono giustizia, siamo noi che le prendiamo di più. E quindi questa è per spiegare ai nostri telespettatori il quadro di quell'epoca. Cioè noi abbiamo creato, è come se uno venisse a casa tua a sparare, no? Poi dice, io ho tirato fuori la pistola, gli ho risposto, l'ho ucciso, ma sono io il criminale o è lui? Ecco, sono fatti anche di cronaca in questo senso, solo che non era un caso così, diciamo, infimo, ma comportava milioni di morti e l'innesco di questa esplosione, che non ha nessun senso, adesso la andremo a approfondire ulteriormente, non aveva. Allora, come giustamente diceva lei, anche i più criminali possono essere utili, anche in previsione di un reale nemico, che è il nemico comunista. Quindi il più fedele è proprio lui, e quindi io devo conservarlo, non posso criminalizzarlo. E il processo di Norimberga è stato fermato per questo motivo, perché i tedeschi riconoscessero come alleati più dignitosi, e lo sono stati gli americani, piuttosto che i sovietici. Prego, professor Raito. È importante seguire anche una tempistica. Giustamente il professor Rossi ha ricordato l'impresentabilità di un esercito senza onore. Va ricordato Angelo Del Boca, che per primo solleva anche queste questioni, dopo sono subentrati altri storici. Ma soprattutto anche in Africa, perché questo quadro viene pari pari già predisposto nel 1935 con le spedizioni africane e l'impero. Una bella rivisitazione del nostro colonialismo porterebbe a galla veramente questi misfatti da una parte e dall'altra. Ecco, volevo solo ricordare questa tempistica. È dal gennaio del 1945, quindi la guerra non è ancora finita, che la Jugoslavia chiede l'estradizione di alcuni ufficiali dell'esercito italiano. Gennaio del 1945. Nel 1948 non va dimenticata
notizia dello strappo di Tito da Mosca nel 28 giugno del 48, che è qualcosa di inimmaginabile, che la prima figlia primogenita del comunismo si staccasse dalla grande madre patria russa, quindi ecco. E a questo punto ci sono altri interessi sul piano diplomatico italiano. Innanzitutto le forze moderate che ci sono in Italia puntano più su Trieste, che è ancora una questione aperta. Non c'è necessità di andare a vedere chi ha infoibato o chi ha fatto sparire quelle migliaia di italiani in quei brutti mesi della fine della guerra o della fine appunto del 43 al 45, e si guarda con simpatia sempre più benevola verso Tito, perché continui ad avere il coraggio di contrastare Stalin o di prendere il largo. Tito e la Jugoslavia come sono considerati in quel momento? Un virus, possiamo usare questa categoria, un virus benefico che serve a sgretolare il monolite comunista bolscevico. Quindi tutta questa benevolenza fa sì che non si chiedano assolutamente giustificazioni sulla sparizione di quegli italiani che non tornano più all'appello. Un altro motivo di un silenzio, di un nascondimento, se vogliamo, sulle foibe è legato anche al fatto della poca consistenza dei sopravvissuti, perché l'eliminazione totale di famiglie fa sì che nel dopoguerra non ci siano neanche chi, in riferimento alla Shoah, va a cercarsi i parenti, va a cercarsi i sopravvissuti, perché sono ceppi di famiglia che vengono estirpati brutalmente. Se poi aggiungiamo anche l'entità numerica, perché è giusto che i lettori sappiano, le persone infoibate, gli storici concordano migliaia più, migliaia meno, ma siamo nell'ordine delle 10-12 mila, 14.000. Dobbiamo tenere presente che un'altra cosa, che le foibe, questi inghiottitoi del Carso, sono 2.000. Non tutte sono state esperite, alcune sono state coperte. Se volessimo essere pignoli, quindi una ricerca, una ricognizione non è ancora stata fatta ed è impossibile a farsi, diciamo, quindi, ma numericamente siamo con questa portata, 15.000 al massimo. Se li confrontiamo alla Shoah, ai sopravvissuti della Shoah, che abbiamo milioni invece di familiari o milioni di morti, con la richiesta di giustizia sollevata dai vari stati, ecco, abbiamo un interesse mondiale verso la Shoah e un interesse localistico e per forza di cose minoritario verso le foibe. Credo che dipenda anche dalla considerazione che noi abbiamo nei confronti degli slavi, dei croati e degli sloveni. Non li consideriamo come altri, e quindi naturalmente, e poi sono già divisi loro, quindi hanno fatto fatica a creare un pacchetto che cercasse di creare la storia, recuperare una storia che è passata. Ecco, a questo riguardo c'è da dire che l'interesse storico è avvenuto diciamo solo quando è stata creata la giornata del ricordo, il giorno del ricordo, certo, perché da prima non c'erano storici che avevano, o forse anche per impossibilità di farlo, ma non c'era neanche un interesse a andare a cercare questo, mentre per i crimini di guerra dell'esercito italiano c'era sicuramente più ricerca, c'erano più documenti, ma erano tenuti un po' segretati. Per quanto riguarda invece le foibe, si può dire che la giornata istituita ha sicuramente favorito una maggiore conoscenza, resta comunque minoritaria. Certo, certamente. Allora facciamo un passaggio pubblicitario che è un po' che ci aspetta, e poi partiamo con l'armistizio, Tito e, diciamo, la controparte